Vengono tante persone? Sì, c'è abbastanza affluenza per fortuna, poi oggi è una giornata meravigliosa, quindi siamo molto contenti. E abbiamo replicato perché la settimana scorsa è stato brutto tempo, direi che funziona sempre come iniziativa, anche perché partecipano parecchi negozi, quindi direi che via. Fra ieri e oggi c'è stata molta affluenza, molte persone si fermano, guardano, chiedono, chiacchierano, c'è una bella atmosfera, poi oggi il clima è anche positivo, per cui Quanto è importante comunque anche il fatto della giornata, la bellezza della giornata proprio per intercettare le persone che magari sono a passeggio? è fondamentale, il meteo è una cosa fondamentale. Secondo lei cos'è maggiormente che attira le persone? I prezzi ribassati oppure il fatto comunque di avere tante cose in vista che magari uno può curiosare passando? Beh, sicuramente mettere le bancarelle fuori o comunque degli articoli, dei prodotti così a vista accoglie di più il cliente, cattura di più l'attenzione e il fatto che comunque siano dei prezzi molto vantaggiosi, cosa che durante l'anno non esiste. Quindi. C'è un'attenzione particolare anche delle stelle bancarelle, magari per cercare un po' di intercettare la curiosità dei passanti? Sicuramente i passanti sono molto attirati dai colori, da quello che vedono fuori e è meglio appunto esporre piuttosto che magari costringerli a entrare in negozio, magari si sentono un pochino più in soggezione. Così passano, guardano, salutano e nel caso vanno via. È la prima volta che viene uno sbadasso? No, l'ho vista altre volte, però si va a vedere qualcosa così. Se capita, ok, mi faccio la passeggiata, mangio il mio gelato, osservo, guardo, mi fermo se mi interessa così, che mi incuriosisce più che altro e poi vado. Tutto lì. Diciamo che è un po' la bellezza di questa cosa qua delle bancarelle, il fatto di poter curiosare, poter vedere un po' di cose. Esatto, soprattutto per curiosare. Poi se c'è qualcosa che può interessare e che necessita, e allora magari si compra anche.